Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, martedì 31 agosto. Ci prepariamo a salutare anche questo mese di agosto 2021, ma lo facciamo insieme alle stelle di Radio.0. Andiamo a sentire infatti tutte le ultime novità per questo finale del mese. Iniziamo dall'Ariete. Dall'interscambio tra Luna, Venere e Giove scaturisce una sensazione di benessere. La giornata profuma di pace e di progetti a due per il futuro. Che tocca sana questa Luna, che annullando le distanze tra voi e il partner vi ricolma di entusiasmo. Toro, finale del mese sulle onde dell'armonia. Potete lavorare con profitto, prendervi cura della casa e dei vostri cari e tributare a voi stessi tante premure. Lasciate fluire, scorrere, non soffermatevi sulle mancanze e sulla voglia di rivalsa. Il rancore, ricordate, intossica. Gemelli, Venere e Giove, baldanzosi compagni della Luna, si contendono la scena con Marte e Nettuno ostili e l'amore il perno attorno a cui la vostra giostra gira. Svaghi e nuove conoscenze vi attirano come una calamita, ma la famiglia oppone una forza uguale e contraria. Cancro, ambizioni alte per voi, ma c'è anche un po' di inconcludenza. Carriera e portafogli oggi restano fermi ai box, mentre i colleghi vi richiamano all'ordine. Qualche opportunità di buoni affari c'è, ma prestate attenzione agli aspetti burocratici, fiscali e legali. Leone, complice il passaggio della Luna in Gemelli, oggi siete l'immagine dello splendore. Sarà per questo che fate strage di cuori o che il partner stravede per voi. Coinvolti in iniziative interessanti, le vostre idee hanno finalmente un peso e il clima affiatato non è un miraggio. Vergine, che rabbia! Proprio allo scoccare di agosto vi viene in mente un impegno, una bolletta da pagare, un'incombenza da sbrigare prima di subito. Interpretare inoltre i comportamenti di un superiore è come decifrare i geroglifici, ci vogliono competenze specifiche. Bilancia, sinfonia, concerto, capolavoro, gli aggettivi odierni. Di sicuro ciò che arriva è un senso di completezza, di agio, di serenità e il piacere di esserci, insomma. Gli affari vanno bene, l'ambiente è simpatico e ciliegina sulla torta e il vestito nuovo vi calza a pennello. Scorpione, qualche affanno sulla professione, ma il trend economico assume un andamento positivo. Tanta passione in coppia, abbassate le difese. Le intenzioni sono finalizzate tutte al lavoro, ma non avete fatto i conti con Cupido che vi distrae con un flirt segreto. Sagittario, se saltano accordi nascono sicuramente polemiche che però voi saggiamente disinnescate. Le certezze che desiderate le trovate negli amici vostri fan sfegatati. Casa e carriera bisticciano tra loro creando un po' di disordine. Per riportare la pace fate ordine dentro e fuori di voi. Capricorno, ci sono ancora tratti in salita per molti di voi, ma sapete bene che il risultato ha più qualità ed è più appagante quando lo si conquista con impegno. Tra le tante cose da fare c'è anche spazio per voi stessi, ricordatelo, e per tante piccole libertà che vi faranno benissimo. Acquario, la fine del mese si rivela super. Venere, Luna e Giove si scambiano tenere coccole regalandovi un martedì che ha in sé il gusto dolce dell'armonia. I sentimenti si fanno romantici, il buon gusto informa le vostre attività e se siete soli incontrate l'amore. E chiudiamo infine con i pesci. La vostra corsa ad ostacoli prosegue. La buona notizia è che siete quasi arrivati al traguardo, un ultimo slancio e poi potrete finalmente riposarvi. Ore complesse per gli spostamenti, gli studi e le comunicazioni. Premunitevi quindi, alcune incombenze sono poi da concludere. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questa ultima giornata di agosto dalle stelle dell'estate. Noi ci ritroviamo domani ancora con tante novità per iniziare al meglio settembre insieme. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0